guardali! Sono arrivati tutti i maestri della scuola di sci di Sappada. Mamma mia, guardali, guardali! Sci alpino, snowboard, telemark, sci nordico. Amici, quando sono tutti qua ci vuole un botto per loro, eh? Pronti? Pronti? Ne manca ancora uno e manca lo sci alpino. Eccolo che arriva, la Crazy Snow. Wow! Amici, un botto per la scuola di sci di Sappada. Sempre dobbiamo lavorare delle braccia e delle gambe. Gianmarco, vieni su. È un'attività molto benefica per quanto attiene la schiena, sciogliere quindi con dei movimenti alternati di braccia. Il passo alternato è il passo classico dello sci di fondo. Si esegue coordinando la spinta di gamba e braccia opposti. Si può camminare con naturalezza facendo scorrere gli sci attraverso la neve. Come vedete, i nostri maestri stanno facendo scivolare con l'appoggio di un solo sci attraverso il proprio equilibrio. E sui trampoli, ma guarda, io non sono capace neanche ai campetti, lui scende da qua con i trampoli, con i Bigfoot. Questa si chiama Crazy Ski Snow, cioè uno sciare da pazzi, e solo lui lo può fare, e si chiama Christian. Guardalo, guardalo con sullo sci. Vai Christian, vai! Mamma mia! Ci vuole un grande applauso amici per Christian! Passo sotto, passo sotto! Dai, dai! Mamma mia Christian! Adesso mi raccomando, salite piano, Patrick, piano, Dai, con calma, non c'è nessuna fretta, capito? Pian pianino, cioè, giusto qua ti aspetto, senza fretta. Oh, piano, piano, piano. Pensate, non so se devo dirlo, ma guarda, guarda, guarda. Vai Patrick! Uno è Loris e l'altro è Patrick. Guardali come vanno con le motoslitte. La alzano sul lato senza... Mamma mia, dai! Dai, occhio, occhio! Piano però! Ma che ritmo va! Sulla motoslitta! Mamma mia, e poi, via tutto gas! Su una lama sola! Pazzesco ragazzi! Ma guarda che bravi! In linea con dei bei trick. Eccoli qua, e dietro di loro dovrebbe partire rigido e effettuano delle curve con piega a toccare la neve con la mano. Eccoli qua, arrivano a sfiorare i loro compagni Aldo e Giuseppe con la tavola arde e sono... Li vedete adesso? Guardali! E neanche piano scendono! Amici, ci vuole un grande applauso! Alex e Diego! Sullo stesso sci! Potete portare anche me, no? Sono proprio bravi. Guardate il ritmo, gli scambi e la precisione.
Addirittura mi hanno detto si guarda anche quanta neve si alza per essere proprio precisi, e loro sono semplicemente... Prego, prima abbiamo visto Fabrizio, Claudio, Eda, Marina, Fulvio, adesso qua abbiamo il terzo passo che andranno ad eseguire è un pattinaggio corto con spinta. È il passo che ci permette di affrontare le salite e si esegue effettuando una spinta di braccia ogni 2 pattinate. Ma non era qua! È sparito! Oh mamma, adesso scende! Via! Occhio che scende! Ma non correre, Christian! Bisogna sciare, non devi correre! No, dall'altra... No! Occhio! Non è poesia questa disciplina. È Carletto, vedi? Lui balla. Vedi? Saltella, balla. Fa le piroette. Si sono uniti. Guardate, riescono a fare qualsiasi cosa con questi sci. Un unico bastone. In 3. Guardate che meraviglia, si sono uniti tutti, il quarto li ha recuperati, discesa, quadrupla, e dietro di loro Carletto, guarda. Ma Carletto va al contrario, arriva l'altra squadra di snowboard, penso di aver capito. 2, 3, 4, hanno saltato i loro compagni. Senti che boato per la scuola sci snow. E ci vuole. Si fermeranno? Sì, dico sì. Guarda che belle. Wow! Una si ferma, l'altra si ferma con la gina volta e arriva anche l'ultima. Spettacolari siete, guardate la bellezza di queste slitte, sono proprio quelle vere, servivano per pronti? Ecco che ne caricano un altro. Fanno sciare su quelle piste belle lisce. Questa sera sono tutti insieme, sono 5 gatti, sono 5 stupendi gattisti. Loro questa sera faranno ed esatto, hanno formato un bel cuore. Vediamo. Pazzesco, eh? Beh, guarda, io non scrivo così neanche. La fiaccolata della scuola sci Sapano.